se tu avessi di scrivere un libro, di che contaressi tu? Possi sappo, di crocchetutti, sapevi io. Io a buon'ora mi sono svegliata con che di scrivere un libro con tutti i misteri che mi piacerebbe fare. Sono tanti i misteri che si può dare in fa, ma io ho che di fa la scrittore di un libro, sì. E il mio libro avrà tanti titoli, i misteri di Daria. Ti piace? Tacchi. Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu, parenti amici, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Mandi Daria, o ai non Carlo, e o soi di Chiarmacis. A mi plas tan la storia e di gran mi plasares fa di archeolic, ma anche di musicist, come mio pari calzune la chitarra. Mamma, mandi Carlo, c'è maravè fa di archeolic, o di fa archeolic musicist, o musicist archeolic. Anin duc tra le pagine di quest libri. Ue o soi une archeoliche come il mio amico Carlo, o studi c'è caliere in tal passato attacca de preistorie, o controlli la tiere, i landris, i schiavs, oppure circostruzions o repers di civiltà passadis. Cumò o soi una infermiere. Il mio mistero è un lavoro importante per la salute di tutti. O sto attente dai malati e di migliorare la loro salute. Per esempio, o controlli che si chioledi le medicine che coventi per sta bene quando si sta male. Cumò o soi una regista. Quando si fa su un cine o una trasmissione per televisione o il teatro, al covente il lavoro di tante persone, anche gli autori, gli attori o i tecnici che controllano che le luci o l'audio all'edin bene. Il mio lavoro è quello di controllare che tutto all'edi bene e che tutti a fasedin le robe tal modo giusto. Così il cine o la trasmissione saranno perfetti. Ussis al plasut il mio libri dai misteri? O giunti ho qualche mistero? Ma no, vidi, voleti ben e fa figoz. Non è un mistero, ma un piacere. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma Caiut Sportel Furlan Pont e U
o mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Viodin se o ses bons di chiatà in 5 secondi il cogo. Pronts? Vie! Il cogo aliere ca. L'uvevi chiatat? Bravs! Cum chiatait la scienziade. Pronts? Vie! Chiatade? Benon! E la poliziotte quale ise? Chiataile in 5 secondi. Die! Chiatade anche ie? Ma o ses bravo nons! Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. La principessa e Ghiatte. E ieri una volta una principessa di non Sofie, che viveva in tal chistiel di Ruvigne coi suoi genitori, il re e la regina. Una domenica, per occasione del suo compleanno, la regina gli ordinò a Sofia di mettersi il vestito color di rose. Ma la principessa, di risposte, e tacca sta i piz. Non mi piace il vestito color di rose, o vuoi mettermi che il celeste? E gridà. Ma che il celeste non l'è soppressato, e il soppressa le biel che rot, gli spiegò la regina. Ma non bastà per far cambiare idea a Sofia. E così, e domandà ai famule di la su petor, per domandare al mag di prestare il so. Ma che parenzione, o hai une fuffe nere dal mag? E rispondè la sierve. Po ben, allora olare io, e dise la principessa. E dopo vedit chest e taccala su. Dopo passe 150 stialins e arriva in som de tor. E con pass fofs si incamminà vers la stanza dal mag. Di là che si sentiva in saltafuro rumor stramps. La porta de stanze e ieri vierte. E Sofia arriva entra dentro e applatassi so de taule senza farsi viodi. D'ogni dal fug e ieri una grande chialderia, con dentro di tutto. Codis di suris, lenghis di croz, pel di ghiatto, ongulis di strie. Chialansi ben a tor, Sofia e ol mal soppress, e Lucia passù di corse. Ben plank e torna in daur pari sì, ma senza volè e fasè colà un libri partiere. In che il mag si voltà a colpe le squaià. Tu has avuto tante olse di entrare in chiesa me, picciole smorfiosute, altonà. Come ti fasione, bielle? Ti muderai in tune ghiatte, e fin quante qualchidun non ti disarà, Sofia, io ti perdoni, no tu potràs tornar a fantate. Il mag, allora, al proferì la formule magiche. Otis potis, surisca somen stris, cu la lenghe di crozzi fas dutto un svuacarot, di pel di ghiatte e abbondance, che tu sgnaulis dal chiav finte panze. E, in 4 vot, la principessa e diventà une biele ghiatte nere.
Intanto la regina, che non le vedeva tornare, e era là da Cirile. Ma quando che arriva in te stanze dal mag, non chiattà nessuno, se no la diatte, che appena che la vede, le donne sgnaulant. La regina e provò più volte a acclamare Sofia, ma non v'è risposte, e tornata al palazzo tutte sconsortate. Anche la diatta le daur, ma stant che sgnaulava sempre, la regina si inrabbiò e le buttò fuori al balcone. La principessa e lei apparase in te chiase d'oglie, e entrò per un barcone in sfese, e le drette in cucine, t'accanto a sfreolarsi intorno des gambis di Lise, la parone di chiase. Viota chi c'è bielle tuie, e dise Lise, proprio come sono restate cencegiaz. Tu mi fasaresti su nevore di compagnie. Si sbassò per chiarecciale, e in quel arrivò a lei la targute. Sofie. Ah, Sofie, tuo non. Ben, ho ai gusti di savelu. Tal domani, e per ducci dische a venirin, la diate e fase dome di spiezza il suo parone. I rovinà un biel foulard di sede, e sgrifà gli stendis, poi disfà un glimuccio di fili. Ma Lise, che ieri buine come il pan, non si inrabbià neanche una volta. Una buinore, però, la diate le disore in te chiamere, lì che ieri la figlia di Lise a dorminte scune, e sgrifà tutte la musute. La fruttina taccava i disperade, e quando la Mari arriva dentro, e vide il malfatto, e gridà a diate. Brutte bestiate, non fossi sto mai venuto in queste chiase. Ma istes non arrivà a dare neanche un pataf. Qualche tempo dopo, sozzere, la fruttina ieri che dormiva in te chiamare, col barcone in sfese. Di colpo, un buff di aia lo spalancà, pleando la fiamme dei candele intorno al vel che altaponava la scune. La diatte viuducce che stava succedendo e lei in son de schialis e taccas gnao là più fuor che podeva. Lise corre su di corse e arriva ad ora a salvare la picciole e a distudare il fuoco. Poi è chiapassuta al braccio la diatte e gli dise: «Ben, Sofia, io ti perdoni. Tu mi has fatte diventare matte, ma se non fosse stato per te, la mie frutte sarei sbrusate». In quel, une luce stranie ma biele chialde e gli emplà la stanze, e come per inchianto la diatte tornai essi une principesse. Lise non arrivava a credere sia voi, e Sofia allora contà tutta la storia, ringrazianle di vele liberate da striamento. La principessa poté così tornata al suo palazzo, che tal domani si emplà di inti vignude per fare fieste. Di che di lì la malinconia e fodome un brutto ricordo, e tutti a tornare a essi contenti. Va lis mans a ciampe. Fas un salt a drette. Bale e chiante con vosutis te sacchette. Vosutis te sacchette. Vosutis te sacchette. Tony Snappe, Setta Brue, Ae Bae, Pistum Fry, Non Esai, Volente Bisat, Tic Tac. Inifichi Tony Snappe, Setta Brue, Ae Bae, Pistum Fry, Non Esai, Volente Bisat, Tic Tac. Inifichi Tony Snappe, Setta Brue, Ae Bae, Pistum Fry, Non Esai, Volente Bisat, Tic Tac. Anute, Inifichi Tony Snappe, Setta Brue, Ae
frus, come al tacche ghiti. Se soprons par divertirsi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letture e videos. Impara. Stelle, sono tan contenta che tu stedi al bosco con noi. Ma c'è molta scuola. Beh, no. Rivi tu a fare tutti i compiti, anche se tu sei qui? Ma no, qui ho impari matematiche, geografie, lingue, furlan, inglese. E c'è molto polsa. Il gelato. O volare proprio un gelato. C'è un gelato? Ale, come la neve, ma c'è buon che ale al sa di vaniglie. Alla di essi buono e stramp. Non hai mai mangiato un gelato, ma un mangiare volentieri un tutto pieno di miele. Ale più dolce un gelato pieno di miele che mil cence. Vigli, pensa che in tal mondo alle cui calfas di mistir il lavoro di Nasa fa soles di chiarte. E pensa che in America alle anche il mistir di laciri gli sbalutis di golf che non sono entrati in tebuse e che poi dopo sparissi. O può dare in falu anche no, ci pensi tu? Come che non us bastares una giornata a parlare a te tutti gli sbalutis che tu hai perduti tu. Oh, so dal sofà, so dal letto, so dalle tavole. Mamma. Ieri vade la giornate, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontano,